dedos de queru batin de luge sun prote niada e isparge su velu esto tu procus alture s'intende esa festa de su sono esas campanas pastores que andan in kirka de alegría andende a sa gruta sun cusas bellas baianas junto tu sapizzinia rosa di Nadale un saludo de esas pascas cumplidas e prodotto su mundo s'apague chi passe dentro e su coro rosa di Nadale totus a sufferencias finidas e chi zire da fondo cusa manutenta sa die de oro Candida sa cometa più smanna quasi da coa trattata e sonana sarlone da se cannas limpida che pesada Benzan Sardenias de baguette bonidade tenores que cantan un paresa niña intendan in coro pro sentimento e piedade viva sa buona armonia rosa di Nadale con salud esas pascas cumplidas e pronto tu su mundo s'apague chi passe dentro e su goro rosa di Nadale totus a sufferencias finidas e chi zire da tundu con sa manutenta sa die de oro Custa prototus la querimus dedicare finas a quie mancante sa terra nadia Custura vale bene lupo can passare torre in custa terra mia Rosa di Nadale, un saludo de esas pascas cumplidas, e prodotto su mundo s'apague chi passe dentro e su coro. Rosa di Nadale, totus a sufferencias finidas, e chi zire da mundo cusa manutenta sa die de oro. Rosa di Nadale, un saludo de esas pascas cumplidas e prodotto su mundo s'apague chi passe intro e su coro Grazie. Buonasera a tutti e ben trovati, buon Natale a te Giuliano Marongiu.
ma soprattutto buon Natale a tutte le persone che sono qua a Ollolai e alle persone che ci stanno guardando da casa in diretta. Il Natale è la grande festa che ci accoglie con un sentimento del tutto particolare. Con Augurios Decoro noi vogliamo trasferire un'emozione in più in questo periodo del tutto particolare. Grandi artisti che raccontano la nostra Sardegna in musica saliranno su questo palcoscenico e quelle emozioni proveranno a farle arrivare a voi dritte al cuore. Augurios Decoro è la grande festa del Natale che arriva a ridosso nel giorno di Santo Stefano e c'è la bellezza davvero di chi accoglie, una comunità viva, magica, solare, di cui vi vogliamo far sentire l'applauso. E viva Ollolai! Ollolai che apre le sue porte, Ollolai che diffonde le sue note, e Prosadie Nadale è un canto ma è anche il programma di questo incontro che, come dicevi tu, vedrà tanti artisti su questo palco che canteranno il Natale, ma non solo, perché avremo tutti i colori della musica riuniti in un solo pomeriggio. Assolutamente sì, quindi state in nostra compagnia durante questa diretta, ma il primo applauso lo farei fare a chi sta scandendo questi suoni, chi ci terrà compagnia lungo il nostro incontro. Lui arriva da Sarule, la fisarmonica, l'organetto e poi il pianoforte. L'applauso e il saluto per Peppino Bande. Vieni qua vicino a me, Roberto, vieni. Ci regaliamo un'inquadratura unica centrale, anche perché vogliamo presentare insieme la prima amica che arriverà su questo palco. Meravigliosa creatura, mediterranea, come ha scritto di lei Gino Marielli, che insieme a Tazenda sarà ospite di questo incontro, per portare anche le nuove gemme di un lavoro discografico nato da poco. E questo canto celebra i cuori in festa, cioè tutti noi. La vuoi introdurre tu? Maria Giovanna Cherchi. Applauso!
Grazie. Maria Giovanna Cherchi, vieni qua, vieni qua. Eccomi. Più forte, più bello l'applauso, sempre. Roberto, Come ti hanno chiamata ieri? La Pantera? No, la tigre. Ah, la tigre. La tigre di Bolottana. Oi, oi, mamma mia. Dopo ne parliamo allora. sì, perché dopo tornerai e ci intratterremo un attimino anche con un augurio, con un pensiero. Con molto Questa prima piacere. parte vogliamo andare canzone dopo canzone verso... Spediti. Va bene? Benissimo. Maria Giovanna A Cherchi. dopo, grazie. Vieni Roberto, vieni, vieni. Caro Giuliano, ancora Guardiamo una volta, verso là tutti e due così come agevoliamo. dicevi all'inizio, ci troviamo qua nella comunità di Ollollai, che ancora una volta ci ospita, questo centro nel cuore della Barbagia, che si muove davvero in modo attivo con le sue associazioni, con l'associazione turistica Proloco, che poi riesce a organizzare nel corso dell'anno davvero tanti eventi e mantiene quel sentimento di forza e di entusiasmo di un intero paese che si mobilita non solo per il Palio, ma davvero per tutte le iniziative che si organizzano qua in paese. E tu sei sempre protagonista, perché ti aprono le porte e con i tuoi spettacoli regali sempre non solo emozioni ma anche divertimento. Diciamo che mi vogliono bene in questa comunità. Prima scherzavo anche con uno degli abitanti di Ollollai e mi ha detto: prima o poi ti daremo la cittadinanza onoraria. Vieni qua che ci mettiamo vicino alla tastiera, così non disturbiamo chi sta preparando per il momento successivo. Io ho avuto molto più che la cittadinanza onoraria qua a Ollollai, perché mi è stato dato anni fa, in tempi non sospetti, un premio meraviglioso che era Sa Annistedda de Oro, e quella ce l'ho proprio a casa mia, è tra le cose più belle da conservare e portare veramente nel cuore con cura. Così come nel cuore porteremo con cura le voci del coro di Ollollai, che applaudiamo tutti. Il coro Si Spera, eccoli qui. Un'altra formazione che si sta organizzando e muovendo davvero molto bene nel panorama delle tradizioni della nostra Sardegna, con uno sguardo ovviamente fermo in quello che è il repertorio musicale della nostra isola, però anche quello sguardo verso il futuro che gli dà la possibilità, attraverso diverse collaborazioni, di spaziare e di regalare davvero dei brani del tutto particolari. Sì, loro si sono riuniti nel 2000. Nel frattempo hanno prodotto cultura, hanno voluto davvero sfogliare quelle pagine di una tradizione che vogliono valorizzare insieme alla lingua, alla poesia locale e non solo, perché davvero nel tempo, oltre che cultura, hanno voluto produrre anche delle pubblicazioni, raccogliere davvero il frutto di una ricerca interessante. E stasera ci proporranno 2 brani e poi vi faremo applaudire anche chi dirigerà il coro in questa serata. Il primo è un classico natalizio, Adeste Fideles, e il secondo che ascolteremo, a dimostrazione che attingono dalla creatività di chi a Ollollai ha avuto i Natali, porta la firma di Maddalena Frau ed è Tramas de Seda. Intanto, nel salutare Maria Chiara Piras, che è la direttrice ufficiale del coro, questa sera voglio dare il benvenuto su questo palco a Cinzia Falchi, con un applauso forte e bello. Ben trovata. Vi lasciamo al canto e noi ci prestiamo all'ascolto. Il coro Si Spera di Ollollai.
Cinzia, tu mi stupisci. Aspetta, lo voglio fare anche io, Lo insegno sempre ai bambini questo, che è il modo per avere l'applauso più caldo e più bello. Al mio 3, 1. Meravigliosi. Grazie davvero al coro, si spera di Ollollai. Allora, qualche secondino per liberare il palco, ma sarà un secondo speso bene, anche perché adesso Roberto mi raggiunge. Abbiamo tanti ospiti stasera che si alterneranno su questo palco, perché il Natale è la festa delle luci, dei giochi, dei regali, di quegli appuntamenti che insomma aspettiamo sempre, perché da sempre viviamo, intanto perché colorano l'infanzia e poi questa infanzia ci rimane dentro e cresce col tempo, riesce sempre in qualche modo a restituirci, quando torna Natale, le atmosfere che abbiamo vissuto. Roberto, se vieni qua un pochino al centro mentre liberiamo, l'importante è che portino via subito la tastiera e poi se abbiamo il palco libero. Sai che cosa pensavo poco fa, quando sentivo le loro voci? Sì. A quel momento in cui ci siamo ritrovati a casa di Franco Colombo, guardavamo il paese dall'alto e lui con i ricordi di un tempo ci dava davvero una bellissima visione di questa comunità. Noi a Franco vogliamo fare sempre un bellissimo applauso per tutto ciò che ha costruito nella sua vita. Lo vogliamo ringraziare e ti chiedo anche di quel giorno che ricordo porti nel cuore. Ho ricordi bellissimi anche perché è stata una intervista improvvisata. Io conoscevo pochissimo lui personalmente, ci hanno presentato in quell'occasione, lui non sapeva nemmeno chi fossi io. Però c'è stata questa intesa immediata e quell'intervista è rimasta un po' come un testamento, perché lui davvero ha parlato soprattutto delle sue radici, della forza che gli ha dato questa comunità, di quel desiderio di andare ovunque, di conquistare il mondo, cosa che gli è riuscita, ma senza mai staccarsi da quel cordone ombelicale che lo teneva davvero stretto alla sua comunità e alla sua Ollollai, che credo abbia portato nel cuore fino all'ultimo respiro. Franco, ovunque tu sei, la tua comunità continua ad amarti e a volerti bene. Ricordiamo ancora quelle lacrime che bagnavano il suo volto quando parlava di Ollollai, davvero una bellissima immagine. Noi proseguiamo il nostro viaggio, questi augurios decoro che vogliamo trasferire davvero a tutte le persone che ci stanno guardando da casa, anche perché adesso sale sulla scena un'altra amica della comunità di Ollollai. C'è chi sta costruendo quella sua carriera sempre con forza, con entusiasmo e con un carico d'amore che mette sempre la sua firma. E allora accogliamo con un bel applauso Cecilia Concas, che canta un'alleluia meravigliosa sulle note di Cohen e il testo che lei poeticamente ha riscritto nella nostra lingua. Applauso per Cecilia Concas. Buonasera. Queste sul sole inciaratie dando in succhelu no bauna nue tue aberisi sul coro assi speranzia quando Babbo Mannu su viso ha mandato a liberare a noi dai suo peccato con suo amore no che ha salvato. Alleluia, alleluia, alleluia,
Soscoros unido a sabregadoria e fa que a manera que sia unida cai sos odios si mude quins amore sa amistade pone in sa terra non la se niuno in abbandono re de sa gloria Babbo buono. Alleluia, 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 santificato su nome tuo, sa terra che regne commente tue naras, e indonzito su pane non manche mai, dies lugorosas mandada che lo abbondante sia, sa bonitade Babbo mio, ascoltami. Grazie. Cecilia Concas. Buonasera a tutti. Grazie davvero Cecilia, anche per te questo applauso meraviglioso, e nella seconda parte ci faremo anche gli auguri, avrete modo di farli a tutti coloro che ci stanno seguendo. Intensa, Cecilia Concas. Una serata carica di canzoni, Giuliano, andiamo ancora avanti. La prossima protagonista arriva da Oschiri e devi sapere che tu gli hai fatto un regalo davvero bello, perché da poco eravamo a Cagliari alla presentazione del libro del nostro amico Don Davide Cannella e ospite, madrina della serata, era Silvia Mezzanotte. Per lei è quasi un punto di riferimento artistico ma anche personale, e tu le hai dato la possibilità di conoscere Silvia Mezzanotte, secondo me segnando forse una delle giornate più belle che lei ha vissuto. Secondo me sì, ma è solo un preludio, perché in quella occasione si sono anche ripromesse di fare quanto prima un duetto insieme, e noi non vediamo l'ora di presentarlo, perché succederà e succederà molto presto. Ma intanto l'applauso è proprio per lei, Lucia Budroni.
Guarda qua, il brano che lei propone è The Prayer, un classico internazionale, e l'applauso forte glielo concediamo una seconda volta. Lucia Budroni. Oh Dio che tutto sai, ricordati di noi, insegnaci la via, che a te ci condurrà, se ti giungerà questa mia preghiera, tu l'ascolterai e ci salverai, i tuoi figli siamo noi, la luce che tu dai nel cuore resterà, ad insegnarci che la stella sola sé, questa mia preghiera rivolgiamo a te, e la luce che hai acceso in noi, sento che ci salverà. Crediamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza, ognuno dia una mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità, e la forza che ci dai, e il desiderio che ognuno proviamo, intorno e dentro sé, nella mia preghiera, quanta fede c'è, e la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverà, e la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverà. Grazie. Roby, che dirti? Stasera, già da queste prime tante voci che abbiamo portato sul palco, ci stiamo regalando belle emozioni, e anche con Lucia ci troveremo dopo. Tra l'altro deve anche farci un regalo aggiunto, perché la canzone l'abbiamo scelta noi. Lo sai, vero? Lo so. Quale sarà?
Le memorie della musica. dedicata a? Dedicata a tutti. No, A chi? a una, Non me mia, l'hai detto. a una mia amica. Va benissimo. Va allora bene. dopo scopriremo chi è questa amica. Un applauso a Lucia Budroni. Grazie, a dopo. Grazie Lucia. Vieni Roberto, vieni vicino a me. Mi piace più l'inquadratura centrale stasera, che così stiamo vicini Hai e abbiamo preferenze? questa unione per il Natale. Chi abbiamo adesso? Adesso abbiamo un'altra protagonista di questa Sardegna, tra l'altro naviga e viaggia con il tuo spettacolo Isole in Festa, Incantos, tante voci, tante canzoni, e lei che si sta ritagliando uno spazio del tutto interessante. Ci regala anche un brano che ritrova la firma qua in Sardegna, un brano di Natale. Un brano di Natale sempre più amata e ben voluta e apprezzata. Un applauso per Laura Spano. Trovi su vicino in costa con le oro, pro di lamentare de no es el venido. Mamma de sta faca, papo a satrolato, in mezzo pises tue che prende oro. Tu sei del suo mondo, amore, tananna tu chi sei redentore, luoghe di ogni stella o sole, tu è guerriero contra suo dolore. Trovi su vicino in questa culle oro, pro di lamentare de no es el venido. Mamma de sta faca, papo a satrollato, in mezzo pises tue che prende oro. Tu sei del suo mondo, amore, tananna tu chi sei redentore, luoghe di ogni stella o sole, tu è guerriero contra suo dolore. Dormi su vicino e in custa con le oro, pro di lamentare de no es el venido. Mamma de sta faca, papo a satrollato, in mezzo pises tue che prende oro. Dormi su vicino in custa con le oro, pro di lamentare de no es el venido. Tu sei del suo mondo, amore, tananna tu chi sei redentore, luoghe di ogni stella o sole, tu è guerriero contra il suo dolore. Grazie Laura, grazie. No, è che, ma porta pazienza, cioè io che mi stavo avvicinando, prenderle la mano, fare un baciamano e lei che mi dà il microfono come per dire porta via. Oh, fai da brava, ci vediamo dopo nella seconda parte anche con te. Laura Spano, queste si prendono una confidenza. La cosa bella da sottolineare fino a questo punto è che davvero tante belle voci hanno attraversato il palcoscenico fino a qui. Abbiamo visto la loro intensità nel darsi, ma soprattutto nel farsi ascoltare, con queste profondità che scavano davvero nelle corde interpretative, ognuna col suo stile, che meraviglia, Augurios Decoro. La
comunità di Olollai a questo punto avrà modo invece di incontrare i suoni non solo del Natale, ma di una Sardegna viva che cammina, perché la tradizione non è mai ferma, altrimenti l'avremmo già cristallizzata chissà quanto tempo fa. E vive grazie alla bravura degli interpreti che sanno appropriarsi dei suoni e sul tracciato della tradizione sanno creare nuove sonorità, nuove soluzioni e quindi darsi, come in questo caso, tra due artisti che sono assolutamente di prima grandezza. Applauso per Roberto Tangianu e Peppino Bande.
Dai, venite qua al centro vicino a me, venite qua. Roberto, Peppino, venite un secondo perché ogni volta riuscite a ricamare note. Voi siete artigiani della musica. Sapete che gli artigiani devono proprio scolpire con arte e talento le loro opere e farle diventare uniche affinché siano inconfondibili e possano brillare nel repertorio della loro creatività. Voi questo siete, artigiani della musica. Roberto Tangianu, Peppino Bande. Roberto, impossessati di nuovo del microfono, torna nell'altra veste, anche perché è arrivato un momento molto atteso di questa serata. Roberto ha detto bene all'inizio, è un po' un ritrovo e un ritorno di tanti amici che nel tempo Ollolai l'hanno scelta per portare la loro musica, per depositare emozioni, per condividerle, per regalarle e farle vivere. Anche nel loro caso vale questo discorso. Vieni qua così lasciamo più spazio possibile a chi intorno a noi deve operare adesso, perché esattamente nel 2019, in un momento molto difficile, quando pensavamo che tutto il male fosse finito e invece poi ricominciato subito dopo, loro sono riusciti ad aprire e chiudere quella parentesi proprio in questo spazio, portando la loro musica. Quindi sono ospiti di diritto qua a Ollolai, soprattutto quando si tratta di festeggiare un evento come il Natale e la bellezza della musica. Ma con il loro nome ovviamente è la presentazione migliore, però oggi di loro voglio dire una cosa, che sì ci riempiono di musica, ci regalano quelle emozioni come loro sanno fare, però ci riempiono anche di orgoglio, perché l'altro giorno mentre percorrevo la 131 sentire su Radio Italia una delle loro canzoni mi ha davvero dato un'emozione del tutto particolare e soprattutto quella spinta di orgoglio che mi ha fatto dire ancora una volta complimenti e bravi ai Tazenda. E intanto un applauso ai Tazenda che ci raggiungono sul palco. E hai ragione, perché da tanti anni portano canzoni e hanno calcato il Festival di Sanremo su quel palcoscenico così importante, hanno intrecciato le loro voci e la loro musica con artisti che hanno sposato le loro canzoni per farle diventare parte di un repertorio sempre più ampio. E poi cosa dire di voi? Che siete gli amici della musica e siete la bellezza di quando la musica ha qualcosa da dire sempre di nuovo, e stasera lo farete anche qua a Ollolai. Mi permettete, prima di lasciarvi accendere, di fare degli auguri a una nuova vita che è venuta al mondo 3 mesi fa e che in qualche modo vi appartiene, perché Luca Parodi, che tutti conosciamo, figlio di Andrea, insieme alla sua compagna, hanno dato alla luce Noah Andrea Parodi, e facciamo un bel applauso. E la musica deve servire anche a portare bene alle vite che vanno a cominciare. I Tazenda! Sapiente, sono zanzone do sprinchente. Parla chi come bene carra secare, si scudulare sa vita, tanto due poter finza dimenticare
tutti sa fanno mano e sa chida e su coro non si spanta da esa morte no chi non pintrada esa notte fra che vento e verano se scontento balla chi come bene carra secare a non si scudulare sa vita tanto due poter finza dimenticare tutto sa fanno mano e sa chida e su coro non si spanta da esa morte no chi non pintrada esa notte fra che vento e verano se scontento Deus amarozza solo che forza chi to su in tua manzano ad appender cantenne a musa fa che il mutetto si impari striende Deo bessi dai domo fa che mi morrere come chi morza piede so sanzonetto sbrinchende su coro non si spanta da esa morte no chi non pintrada esa notte fra che vento e verano se scontento balla chi come bene carra secare balla chi come bene carra secare e su coro non si spanta da esa morte no chi non pintrada esa notte fra che vento e verano se scontento balla chi come bene carra secare 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 grazie Deo so in Noe oe eo so e che ne ribos
lo spirito zuppa parecchi beni in mia ti chiedo donare Susan bene è la vita mia ti chiedo linnare no e t'amo stessa vita mia ogni cosa tu e t'amo arcanos libros in domo mea sento le parole tue ti chiedo donare Susan bene ti chiedo ninnare e t'amo stessa vita mea e t'amo anche se non è più casa mia sento le tue melodie ponemi un'idea in sa mano il suo coro ti chiedo donare Susan bene ti chiedo ninnare no e t'amo stessa vita mea e t'amo arcanos libros in domo mea sento le parole tue come Deo so lì noi oe ero vola questo canto per te. Si rende anche la luna alla bellezza, il mare la sua splendida corazza, conserva la sua storia nella terra, concedi un ballo solo a chi sa amarla. Monte Lanzona su mare, solore de sa morte in flore, no coro e vento che ne stima ne carigna suo. Non tutti sanno che le stelle brillano
luce se non sto con te. Più forte dell'estate e dell'inverno, Ti preferisco in abiti d'autunno. e sì, io penso a te che sposa mia. Vorrei tu fossi sempre primavera, Montagna che regala il mare, l'odore dei suoi mirti in fiore, cuore e vento non ho se non dormo nel suo abbraccio. Ni uno che quizás ne una stanza na, che in cada mina foras che ami, perché anche il cielo l'ha capito subito che non può farci niente se non vedo luce, se non sto con te. Coro i pentu e coro i pentu. Tuos ogros che a risorsa sa lucente, sos tuos miran a mí e noi, nos atrasidos tue. Non vedo luce se non sto con te. Itazenda, che non hanno finito qui, ma vorrei che vi salutassero a questo punto della loro partecipazione. Intanto un applauso a Gigi Camedda. Gigi, com'è andato il tuo Natale 2022? Bene, molto bene, in famiglia, al caldo, tranquilli. Solo che questi azienda mi stanno facendo lavorare quest'anno. Stiamo girando, c'è un proverbio che non è giusto dire, stiamo girando più nei tubi. Più dei? Non si può dire. Ah no, anche perché c'è Don Franco in prima fila, direi di no, ho capito Ho però. detto che è stato un bel Natale, in famiglia, al caldo, però quest'anno, soprattutto questo dicembre, questi due mascalzoni mi stanno facendo girare troppo. Adesso vado Sono vecchio, ho bisogno di riposo. Vado a sgridarli, aspetta, Nicola Nite, un applauso forte. Nicola, adesso a parte quello che dice Gigi, tu lo sai che noi, tanto lo posso dire perché intanto un saluto e facciamo un bel applauso a chi ci sta guardando ovunque siano, insomma, attraverso Sardegna Live. Ma io penso sempre che la televisione è una sola e poi insomma ci si sposta, è la gente che decide. Il 31 saremo insieme a fare il Capodanno da Tortolì in diretta su Videolina. E quindi insomma, intanto facciamo gli auguri di Natale, poi quelli del buon anno li faremo allora, vai. Li devo fare io? Certo. Oh, allora, buon Natale a tutti, vi vogliamo bene! Il tuo Natale com'è stato? Oh, bellissimo, in famiglia. Famiglia il primo giorno, il secondo famiglia più amici, il terzo quasi tutti amici, il quarto da solo coi miei... Perché questi due mascalzoni mi fanno lavorare troppo.
e per ricollegarmi. Ah, ecco, non ho capito chi è che fa lavorare chi, ma penso che poi tutti, insomma, siate contenti di essere sempre sulla breccia. Sempre di più speriamo, anno dopo anno. Grazie Nicola. E poi l'amico di sempre, di tutti, scrive canzoni bellissime che tutti cantiamo e chissà quante ne scriverà anche nel 2023 che sta per arrivare. Un applauso a Gino Marielli. Gino, a te chiederei addirittura, guarda, qualcosa in versi, in musica, perché sono sicuro che mi creeresti un componimento qua, ma stiamo sull'onda lunga di loro. Il tuo Natale com'è stato e cosa ti auguri per i tempi che verranno? Il Natale è stato bello, sereno, tranquillo, a casa anche io, gatti e conigli come molti sanno, oltre alla famiglia. Per il 2023 abbiamo dei bei progetti, tanti, perché sappiamo che poi tu ne metti 10 progetti, se ne realizzano 5. Però quei 5 speriamo che scelgano bene loro di essere i più giusti. Comunque siamo molto attivi dal punto di vista della creatività, parlo come terza persona, quindi sono molto contento e sono curioso di vedere cosa faranno i Tazenda nel 2023, nel 2023. 2023, siamo tutti curiosi e saremo lì ad applaudirvi come sempre. Come adesso per la prossima emozione, quella con la quale si congedano per stasera, perché i Tazenda hanno ancora tanto e di bello da regalarci da qui all'eternità. Applauso per i Tazenda! Cantate con noi. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, voi! Tra ponti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendosi accanto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno manco. In zo'n smontonarzo sostisan parados Kirkender, il cattu Kirkender. In mezzo sa sente in mezzo a si strada di mandende, sa vida si schida prangende. Poi fizzo se ni uno in sosa non si dimenticato. Tu da solo chi in bantuno, ma pare che t'hanno. Con me fuente y agradecida, cae por Deo, poto per asa vida, Ovunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene, vi andremo insieme. Spunta la luna dal monte, benittonende uno spunta stillo, la luna dal monte, spunta la luna dal monte, benittonende uno spunta stillo. la luna dal monte.
sos montonar, sos disamparados, kirkende, tu kirkende. In mezzo a sta gente, in mezzo a si strada di mandende, sa vita si schida prangende. Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendosi accanto, un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato. Y sos montonados, sos desamparados, kirkende, tu kirkende. In mezzo a sta gente, in mezzo a si strada di mandende, sa vita si schida prangende. Benitonem de un utilu, benitonem de un utilu. Spunta la luna dal monte, voi! Spunta la luna dal monte, tutti! Spunta la luna dal monte, forte vai! Spunta la luna dal monte, l'ultimo fortissimo! Y sos montonados, sos desamparados, kirkende, tu kirkende. In mezzo a sta gente, in mezzo a si strada di mandende, sa vita si schida prangende. Y sos montonados, sos desamparados, kirkende, tu kirkende. In mezzo a sta gente, in mezzo a si strada di mandende, sa vita si schida prangende. Benitonem de un utilu, benitonem de un utilu. Grazie, buone feste, ciao! Itazenda, meravigliosi. State qua un secondo vicino a me, anche perché mi piacerebbe chiamare a questo punto con voi e in vostra compagnia, insieme a Roberto, chi in qualche modo mette insieme le persone che hanno organizzato questo evento. Quindi Pierpaolo Soro, con un applauso bellissimo a nome della sua comunità e della comunità che rappresenta. Così insomma ci fa piacere insomma, che lui possa salutare insieme a voi tutti quelli che sono venuti qua e che ci stanno seguendo anche attraverso ovviamente la diretta di Sardegna Live. Roberto. Devo fare una domanda a Pierpaolo. Certo. Gli faccio talmente tante domande nel corso di un anno che non so più che domande fargli. Però ti chiedo una cosa Pierpaolo, questa associazione turistica Proloco che riesce a fare davvero tante cose con l'entusiasmo di tutta la comunità, per il 2023 che cosa sta organizzando? Per il 2023 abbiamo già in programma il ventennale del Palio, quindi stiamo una grande festa, poi a breve c'era Carnevale, il 28 abbiamo qua la discoteca per i giovani, quindi ancora eventi, continuiamo ancora alla grande. Tra l'altro abbiamo il nuovo presidente della Proloco eletto pochi giorni fa, lo vuoi ringraziare, lo vuoi salutare? Ringraziamo tutta la Proloco, ringraziamo veramente la Regione Autonoma della Sardegna che ci ha finanziato questi eventi, ringraziamo il sindaco dell'Olai che ci dà un grande contributo e un grande morale per andare avanti, ringraziamo tutti veramente, grazie di cuore a tutti, grazie a Itazenda. Tra poco verranno sul palco anche il sacerdote, il sindaco e Barbagia Capitale che ovviamente Pierpaolo Soro rappresenta stasera.
Volevamo questa foto di gruppo con te, Pierpaolo, perché ci sembra la sintesi perfetta di una serata meravigliosa. Ma congediamo e auguriamo ogni bene ai Tazenda. Grazie davvero. Grazie di cuore, Pierpaolo, ci vediamo più tardi. Tu sai, vero, quanto ti voglio bene? Tanto, tanto. Ma a Tortolì, dai, così terrorizziamo un po' di gente. Noi faremo un duetto esclusivo, DDC. Sì. Faremo un duetto esclusivo, quindi venite tutti a Tortolì. Non andate nelle altre piazze, tutti a Tortolì. Ci sono i Tazenda e tanti artisti. Un applauso forte. Scherzo, ovviamente. Riempite tutte le piazze di Sardegna con la vostra presenza, col vostro entusiasmo. Tu dove sarai? Ad Alghero, immagino. Io sarò ad Alghero con Max Pezzali, quindi tu con i Tazenda, io dall'altra parte dell'isola, però c'è anche il Capodanno a Cagliari. A Cagliari, a Castelsardo, a Nuoro, ci sono gli Stentales. Veramente ogni città quest'anno ha tanti capodanni da vivere. Il 6 gennaio Lollai? All'Olai dobbiamo venire tutti il 6 gennaio, perché il coro si spera di Ololai propone il suo concerto di inizio anno con i canti del Natale e non solo nella meravigliosa parrocchiale di Ololai. Facciamo un applauso perché dobbiamo esserci tutti. Ero preparato. Sempre puntuale, preciso. Tra poco ospiterei il sindaco, tra poco, e anche il parroco della comunità di Ololai, però prima abbiamo C'è ancora lei. la pantera, la tigre. La pantera, la tigre, Non lo so la più. gatta meravigliosa, soprattutto l'amica e l'artista inconfondibile che è Maria Giovanna Cherchi. Vieni qua. Ieri protagonista con il nostro amico Alessandro Pili per dare a tutti gli auguri di buon Natale, e oggi a Ololai con noi. Non ti voglio far parlare, vedi? Vediamo, prova a parlare lì, poi ti facciamo cantare, vai. Adesso aspettiamo, sì, nel frattempo sono sicura che ci ridaranno il microfono. Sì, adesso tu parla. Niente, cosa devo dire? Che sono venuta qui qualche anno fa e desideravo ritornare per questo appuntamento così bello. Quest'anno è ancora più bello, devo dire la verità, però ti devo fare una confessione, sai, è da tanti anni che non vengo in concerto a Ololai, mi piacerebbe tornare, sai, con questo tour che quest'anno mi ha dato davvero tante soddisfazioni e mi ha portato tanta musica, quindi chissà che magari il prossimo anno non si possa venire anche qua a cantare insieme. Perché giustamente dice, io sono felicissima quando mi ospitate in qualità di ospite, ma se vengo con tutto il mio concerto, il mio gruppo di musicisti, sarei davvero vi felice, canto onorata. tante belle canzoni, ma stasera anche. Certo, sì. Che cos'hai? Questa canzone è sempre da questo disco nuovo, è intitolata Pedras Fittas ed è stata scritta da un sardo illustre, il giornalista, studioso Bachisio Bandino, che ha voluto raccontare i sardi come Pedras Fittas, appunto, come i nostri menhir conficcati nel terreno che non si piegano mai, neanche di fronte alle tempeste. E allora io mi sono riconosciuta in questo ritratto e ve la voglio cantare perché penso che possa capitare anche a voi. Allora, questo tuo microfono vedi che Adesso funziona. mi tengo il mio. L'applauso più bello e più forte per Maria Giovanna Cherchi.
inventare, sa terra noa de abitare, arte querimos progresiare, sorbene nostros a mezzorare, su chi speramos te poter dare, tutto podimos a triballare, chi volta a crescer sa sardidade, de nou a pescher as identidade, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, que en tu concas, que en tu perritas, cantana zonca, in tanca fritas, a una conca, no Dios torrare, rosa sardigna, da valorare, ven tu console, non son furente, sa terra nostra, avvelenente, chi volta cresche, sa sardidade, de nou a pesquera si identidade, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, sin domo nostra mereno semus, dando esciaos y te esperemos, si identidade non mi la dana, a mi edocca, sin da pocana, sa terra sarda de cambiare, ma las intrañas de ispazzare, rende un primidu, no asi settu, si se si schidu, o ed elettu, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos, noi siamo su chi cantamos, noi siamo su chi faquimos. Grazie. Ma quanto è bella questa canzone, Maria Giovanna Cherchi. Si vede che c'è una firma autorevole. Robby. E tu l'hai detto dalla prima ora, perché ricordo che aveva ascoltato la prima volta questo brano, ha detto questo è un brano che resterà. Mi piace perché è davvero un inno alla sardità. Applauso per Maria Giovanna Cherchi. Grazie. Gli auguri davvero più belli a tutti voi, che possiate realizzare e vedere realizzate tutte le grazie che avete nel cuore. Io volevo soltanto portarvi davvero ad un pensiero, quelle persone che in questi giorni desiderano la pace, questo dono così importante che ci manca tanto e che vogliamo invocare anche da un palcoscenico così bello, dove c'è tanta serenità. Allora, che arrivi davvero questo dono. Preghiamo per la pace in questo Santo Natale. Auguri a tutti. Grazie a Maria Giovanna Cherchi. Abbiamo subito un'altra protagonista e poi degli amici che ci raggiungeranno su questo palco. Maria Giovanna ha detto una cosa molto bella, un pensiero per la pace, ma anche un pensiero per chi soffre. E la bellezza di poter essere in collegamento attraverso delle telecamere accese e anche arrivare nelle case di chi non può raggiungerci, ma non perché non vuole, ma perché non può. E il Natale, come tutte le feste, accentua il dolore, la solitudine e la sofferenza. Quindi il nostro applauso vuole essere un conforto a tutti quelli che ne hanno bisogno, di questa presenza e di questa nostra vicinanza. Io ne approfitto per ringraziare tutta la squadra di Sardegna Live che sta lavorando e sta restituendo queste immagini non solo in Sardegna ma ovunque nel mondo e sta portando quelle emozioni e quel tocco di calore a tutte le persone che ci stanno seguendo. Quindi un saluto a tutti voi. Le memorie della musica raccontano... No. Sì, dai, ormai... Hai cambiato scaletta? No, c'era un'altra in scaletta, ma facciamo dopo. Le memorie della musica mi No, dicevi... perché chi c'era? No, adesso tu fregatene, vai. La fai e c'è la le memorie dissi. della musica. Le Vai, memorie della musica? certo, è ovvio. Sicuro? Non lo so, forse ho sbagliato io, forse hai Mi sa sbagliato che hai tu. sbagliato tu, perché ci sono quelle memorie della musica, facciamo finta Allora, di ci niente. sono due cantanti che hanno il piede sul gradino come per dire toccherà a me o toccherà a me.
No, tocca a lei, le memorie dopo. Vedi che lui non studia. Facciamo un applauso a Roberto Tangiano. E anche a Giuliano Marongiu che non mi ha dato un pizzico di scaletta oggi. Allora, le memorie della musica arriverà dopo e sarà Lucia Budroni ovviamente a interpretare questo brano bellissimo, ed è un brano dedicato questa sera, ma c'è quest'artista che solitamente scrive le sue canzoni e canta le cose che scrive, ma oggi ha scelto un brano preso in prestito. Piero Marras ha firmato il testo, ma lei sempre con la sua eleganza musicale ha voluto confezionare l'emozione che ci proporrà. Canta subito Angelos, ma dopo ci dirà qualcosa di lei e farà i suoi auguri. Applauso per Cecilia Concas. Ángelos que cantades a luces de luna, filhos de penas, mama, que na fortuna fagide-nos entrar em curso aposento e noi Sosanos torran a passo lento. Anima de sormanos birmenticados, boques de sor companzos mal assortados, fagide chissà gente non sia da in guerra, si intenda su zone vaghe, su braccia terra. Bada ogni stella para il gusto che lu tenne irgonza manna te si va che bider cudi stelle da nostra cando bacchelu vestita fuori a lutta e non fa che dire bada ogni stella para il gusto che lu tenne irgonza manna te si fa che bider cudi stelle da nostra cando bacchelu e si da fuori a lutta e non fa che dire. Ángelos que cantades a luces de luna, flore de gusto che lo colore bruna, fagide chissà gente torra dai noghe, decando in questa terra fidi una oghe. Bada ogni stella pala il gusto che lu tenne irgonza manna te si va che bider cudi stelle da nostra gando bacchelu vestita fuori a lutta e non fa che dire. Ángelos que cantades a luces de luna, fizzol de pena mamma che na fortuna
que Esparta brinque saogue in su cielo e sia sabio salta vada una stella pala il custo cielo tenne irgonza manna te si va che pider curti stelle da nostra canto bacchelo vestita fuori a lutta e non fa che die vada una stella pala e gusto che nu tenne irgonza manna te si fa che pide curti stelle da nostra canto bacchelo vestita fuori a lutta e non fa che die Grazie. Grazie a Cecilia Concas che ci ha regalato davvero due momenti molto particolari, quasi intimi. Ci hai portato dentro il tuo racconto e adesso ci fa piacere ascoltare i tuoi auguri per tutti. Sì, assolutamente sì. Io voglio fare a tutti voi gli auguri per un buon Natale e un anno bellissimo, sano e pieno di bei sentimenti, che le famiglie rimangano sempre unite tra di loro. Auguri a tutti. Cecilia Concas, grazie davvero per questo ritorno a Olollai. E adesso Roberto, abbiamo ancora due momenti e poi andiamo a chiudere, ma abbiamo preparato un bel finale, anche molto festante, ma subito abbiamo degli amici che vengono qua a salutarci. Io inviterei a raggiungerci sul palco il sindaco, il primo cittadino Francesco Colombo, il parroco di questa comunità Don Franco Pala, poi chiamerei anche Alessandro Daga, il presidente della Prolocco, Torre Daga, che ci dà sempre una forza, ovviamente è cuore pulsante dell'associazione turistica Proloco. E Pierpaolo lo che richiamiamo, certo. anche Pierpaolo, va bene, anche Pierpaolo. Assolutamente, facciamo un applauso cumulativo per tutti loro che vengono qui quasi per porgervi soprattutto l'augurio loro di queste feste dell'anno che sta bussando alle porte. E comincio proprio col sindaco Francesco. Ci siamo visti in diverse occasioni ultimamente, tutte belle. Abbiamo cominciato con Pastores e Tenores, la festa dedicata ai bambini, Augurios Decoro. Ogni volta ci siamo detti qualcosa, ma questa volta ti chiedo di dire qualcosa per quello che sta per arrivare, cioè il nuovo anno. Che augurio ci fai come sindaco di questa comunità? Beh, auguro a tutti un anno splendido, ma soprattutto auguro un anno particolare ai bambini, che è loro che saranno il futuro delle nostre comunità. Ecco, un applauso a tutti i nostri bambini. Sono loro che saranno i protagonisti di Olollai fra qualche anno. Ecco, naturalmente ringrazio tutta questa bellissima organizzazione che ci ha dato la possibilità di organizzare diversi eventi. Sappiamo che tutti gli artisti hanno passato il periodo del Covid e quindi ci siamo fermati per diverso tempo. Ecco, questo è il momento di ripartire in sicurezza e di ripartire con progetti interessanti come questo. A me ha fatto molto piacere partecipare oggi a questa serata perché siamo circondati da musicisti, anche i nostri due presentatori sono due bravissimi musicisti. Grazie a Roberto, grazie a Giuliano, grazie a Pierpaolo Soro, grazie alla Prolocco e grazie a tutti voi. Auguri di buon anno a tutti. Grazie a Francesco Colombo, Don Franco, il suo messaggio ancora una volta
in un clima del tutto particolare in questa comunità e nel momento in cui Natale si festeggia. 2 domeniche fa vi auguravo un buon Natale, ce lo diciamo perché siamo nel Natale del Signore. Io vi inviterei tutti quanti, non solo la mia comunità, chi ci segue, un saluto chiaramente anche agli olollaesi in tutta la Sardegna, alla penisola, all'estero, già fatti avantieri gli auguri, di guardare a quel presepio dove veramente c'è da imparare tanto. È una scuola perenne che ci servirà per tutto l'anno che verrà e per tutti gli anni della nostra vita. C'è l'esempio della fraternità, della comunione, dell'amore, del senso della famiglia. Ecco, l'augurio di Natale, che poi è un augurio anche di buon anno, sia ritornare sempre a Betlemme spiritualmente con la fede per imparare la grande lezione che Gesù di Nazareth ha dato a tutta l'umanità. E allora auguri di cuore alla mia comunità, a tutti gli olollaesi che sono sparsi nel mondo, e che sia veramente un Natale buono come lo è, e sia anche un anno nuovo ricco e fecondo di ogni bene per tutti. Tanti auguri. Grazie Don Franco. Io con Tore vicino voglio ringraziare tutta l'associazione turistica Proloco, lo voglio fare ancora una volta perché in tanti ci chiedono molte volte: ma Ollollai, un paese piccolo nel cuore della Sardegna, come fanno a organizzare tanti eventi? Uno dei motivi sono le persone come Tore, infaticabili, che con il cuore in mano cercano di fare di tutto per dare forza al loro paese. Quindi grazie Tore a tutti voi che ancora una volta tenete questo filo non solo della memoria ma anche dell'entusiasmo acceso. Con te i saluti a Pierpaolo. Alessandro non sale sul palco. E deve venire dopo perché mi deve dire una cosa a scena aperta. Vabbè. Fra poco arriva anche Alessandro. Grazie al sindaco, grazie a Don Franco, grazie a Tore. Un applauso forte. Auguri. Ollollai in festa sempre. Vi ho detto 2 momenti, uno ce lo spendiamo subito. Guardate, il tempo di una presentazione, Roberto, anche perché le memorie della musica, prima stavi accennando a questo canto, puoi completare quello che avevi in mente di dire. Ma era un bellissimo percorso, quello che ha iniziato Maria Carta e ha lasciato quasi un filo, una testimonianza, un messaggio da dare in consegna per il futuro. Quel messaggio lo prende nei tuoi spettacoli sempre Lucia Budroni e con la sua voce, col suo carisma e soprattutto con la sua forza riesce a dare una continuità a quello che Maria Carta ha seminato nel tempo. Una delle più belle canzoni di sempre, perché in fondo le memorie siamo noi. Lucia Budroni. Ombre fuggite dai monti lontanissimi delle madri, ove state quiete in albe fantastiche, voi veniste a me nella notte, perché lo spavento levasse a me un urlo contro il dolore del mondo. Quando entravo con i piedi nel fiume, voi svanivate, nell'aria restava il canto disperato. Le memorie danzano e suonano, i ricordi suonano e cantano, vecchie ninnie, vecchie madri cantano. Deus meu, Deus meu, non vides canta lágrimas y música. Deus meu, Deus meu, Deus meu, cantano, i ragazzi cantano e ballano ad occhi chiusi,
coro meu. Non si cullano i bambini senza musica, non si resta insieme senza una canzone. È una liturgia di dolore e d'allegria che ci tiene compagnia. Sono eterne le memorie della musica, perché in fondo le canzoni siamo noi. Anche se non vuoi le ritrovi prima o poi, proprio come te, Deus mio. Ni ni ni. I bambini cantano, Nos sentimos en un mundo de alegría, e danzano, tamburos e tamburos di liria. le memorie danzano e nascono nuove litanie che le madri imparano. Deus meu, Nos sentimos en un mundo de alegría, Deus meu, tamburos e tamburos di liria. Lucia Budroni, vieni Alessandro, Daga, fra poco mi dedico a te, ma lasciami ancora in compagnia di Lucia che ci ha regalato, l'ho detto per Cecilia, Maria Giovanna, Laura adesso sta per arrivare. Ognuna di voi stasera ha portato la propria misura di un talento che ciascuna ha coltivato nel proprio tracciato. E davvero tu riesci a dare forma e forza alle canzoni con questa tua dote innata di ascoltare il cuore, ma di riuscire a farlo capire anche a chi si emoziona attraverso di te. I tuoi auguri, Lucia. Grazie, quindi approfitto di queste tue bellissime parole per augurare a tutti tantissima serenità, tantissima salute, ma soprattutto tantissimo amore. Auguri a tutti. E il tuo amore? Non c'è. Vogliamo fare un appello? Io amo tutti. Appello, questa ragazza, vogliamo fidanzarla nel 2023? Ecco, applauso forte a Lucia! No, vero. Ci fidanziamo noi. Va bene. Lucia Budroni, grazie davvero, grazie di cuore. Alessandro, vieni al centro, Roberto, vieni. Allora, pochi giorni fa, l'ho accennato prima Roberto, c'è stato il rinnovo delle cariche direttive dell'Associazione Turistica Proloco di Ololai ed è stato nominato presidente, credo confermato, vero? Era una seconda nomina, Alessandro Daga, al quale facciamo auguri pubblici da parte di tutta la sua comunità. Questa è la prima uscita ufficiale in questa veste, che vuol dire due cose. Che hanno rinnovato la fiducia nei tuoi confronti e che ancora una volta hanno voluto sottolineare tutti l'impegno che ci mettete nelle cose che fate. Roberto prima lo ha detto bene, Ololai è un paese più piccolo di molti altri che hanno molta più gente ma che fanno meno cose, perché a volte si può essere in pochi e addossarsi fatiche immani e riuscire per esempio nel solo mese di dicembre a garantire a una comunità come Ololai eventi tutte le settimane. Questo accade per 12 mesi all'anno e quindi noi siamo qua per manifestarti la stima pubblicamente, ma anche per augurare a te e a tutta la Proloco di continuare così, di non abbattervi mai nei momenti di sconforto e di non volare troppo alto nei momenti in cui tutto va bene, perché è proprio nella misura, nella bellezza delle cose che fate la risposta della gente che vi vuole bene, e questa è la dimostrazione. Alessandro, i tuoi auguri. Innanzitutto vorrei ringraziare Giuliano La Proloco per avermi riconfermato presidente, appunto. E un ringraziamento al pubblico che oggi è stato qua con noi, un ringraziamento a te Giuliano e a te Roberto, e vorrei augurare a tutti un buon anno. Se non me lo ridai. No, ti stavo guardando in religioso silenzio, per dirla come la direbbe Don Franco. Un applauso forte ad Alessandro Daga, grazie davvero, grazie di cuore. Roberto, siamo alle battute finali. Fammi salutare, ci penso io e lo voglio fare a nome di tutti e due,
ci hanno assistito in tutti questi eventi che abbiamo condotto qua a Ollolai, Torre Mattana, tutto il suo team. Avete visto anche con quale veramente professionalità e bellezza hanno reso tutto possibile, amplificando le nostre voci, i nostri suoni e dandoci anche un po' di luce. Quindi un applauso per la TM Service di Torre Mattana, di Nuoro e di tutto il suo staff di fonici, tecnici preparati e motivati. Ma prima di lasciarci con l'ultima canzone c'è un amico che ci segue, so che ha preparato un pensiero. Pensate che lui è un giovanissimo, studia medicina, però attraverso le sue parole sono sicuro che scaverà ancora una volta nell'anima e soprattutto ci darà la possibilità anche di ragionare e pensare. Enrico Bessolo, vieni qua sul palco. Un applauso forte per Enrico. Anche perché, accompagnato dalle note del maestro Peppino Bande, avrei la possibilità di parlare non solo con le persone presenti qua, ma anche alle persone che ci stanno seguendo. Credo, Roberto, in diretta. sul senso del Natale, se non ho capito male. Vai. Augurios decoro, auguri di cuore è il titolo di questo incontro che ci dà l'occasione di festeggiare il giorno di Santo Stefano tutti assieme, allietati dalle voci dei bravissimi ospiti presenti. Ed è un po' un titolo che ci ricorda anche il vero senso del Natale o delle festività in generale, trascorrerlo con le persone care e con gli amici. Non si vede bene né si vive al meglio se non col cuore. La ricchezza sta nel semplice, ci vogliono ricordare queste parole. Come semplici erano le prime persone a cui fu annunciata la nascita di Gesù bambino, erano i pastori, semplici nella loro condizione forse, ma grandi, grandissimi nell'animo. Come peraltro semplice fu la vita che Gesù scelse liberamente di vivere per poter stare a contatto con l'umanità. E da questa riflessione mi è nato un pensiero, un aneddoto risalente ai tempi appunto di Erode, dell'Annunciazione, coi pastori che, appresa la notizia, radunarono i primi doni che avevano trovato, del formaggio, della frutta, dell'incenso, e si recarono alla mangiatoia per rendere omaggio alla Madonna. Tra di loro ce n'era uno che non aveva assolutamente nulla, era poverissimo, ed aveva così tanta soggezione di presentarsi a mani vuote che disse ai suoi compagni: no, io non vengo, andate senza di me. Questi tanto fecero che lo convinsero, e così, seppur tra mille dubbi, anche questo pastore si presentò. Nella mangiatoia la Madonna riceveva gli ospiti, gli amici, e apriva i doni con gioia, e notò questo pastore a mani vuote, facendogli cenno di avvicinarsi. Costui, rosso dalla vergogna, col capo chino, le si avvicinò, ed ecco che la Madonna, proprio per poter avere le mani libere per ricevere i regali degli altri, colmò il vuoto di quelle braccia col più bel dono, col più bel gesto che si potesse fare. Maria mise in mano Gesù bambino nelle braccia del pastorello. Ed ecco che vorrei salutarvi e farvi gli auguri con una poesia in limba. Tres augurio manno tappo a fare. Su primu pro una vita che ne affannos, su segundu pro amistade che ne ingannos, e s'ultimu pro noi sbidere a Kentannos. Augurios decoro a totus. Grazie. Grazie Enrico. Un applauso a Enrico Bessolo. E buon Natale anche a te. A Kentannos con salute. Posso Roberto, fare una cosa? Sicuro? Non hai capito? Posso fare una cosa? Ormai è successo di tutto su questo palco. Allora facciamo così, con un applauso voglio chiamare tutti sul palco perché so che ci regalerai Sono Sdemaia in chiusura di questo brano. Un applauso a Peppino Bande, Laura Spano, vieni Laura, Cecilia Concas, Maria Giovanna Cherchi, Lucia Budroni, Giuliano Marongio, tu sei qua. Applauso per Roberto Tangiano. Prima di lasciarci, Giuliano, voglio dire una cosa, poi sparisco, intanto dovete No, cantare stai anche tu insieme a noi, Meglio certo. che io non canti.
Grazie davvero a tutte le persone di Ollolai, grazie a chi ci ha seguito da casa. È stato un anno davvero particolare perché abbiamo percorso tantissimi chilometri da una piazza all'altra, abbiamo provato a portare un po' di gioia, un po' di musica, ma soprattutto tante emozioni. Ci vediamo nel 2023, soprattutto ci vediamo con tutte le persone che ci vogliono bene. Molte volte è faticoso, però ce la mettiamo davvero tutta, quindi grazie a chi ci segue e che ci dà tanta forza. Buon anno a tutti! Grazie di cuore, è stato bellissimo ancora una volta tornare a Ollolai e entrare nelle vostre case. Noi ci vediamo nella notte più lunga di questo 2022, quella che ci porta dentro il 23 da Tortolì. Ma da Ollolai l'abbraccio e augurios de coro. Sono Ste Maia e con me vorrei anche il coro di Ollolai sul palco, così facciamo un gran finale tutti insieme. Sono Ste Maia. Qua voglio vedere mani, Nel tuo canto silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia. E ora un ballo e un cerchio di stelle intorno a me. I suoni della terra sono casa mia, i sorrisi della gente, affetto e allegria, danze e colori, impronte d'amore nell'anima. Sulle mani, Limba, sarda de sanzente, ballo se scomente, lu che intro e s'anima, se armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maria, pros amore dessa terra in companzia. Dessa terra in companzia, i tuoi occhi di cristallo come il mare, riflettono la luna, sognano le onde, in ogni angolo sei paradiso, terra mia. Limba, sarda dessa gente, ballo se scomente, lu che intro e s'anima, se armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, pros amore dessa terra in companzia. Dessa terra in companzia. Dessa terra in companzia. Evviva Ollolai! Dessa terra in companzia, Limba, sarda dessa gente, ballo se scomente, lu che intro e s'anima, stessa armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, pros amore dessa terra in companzia. Limba, sarda dessa gente, ballo se scomente, lu che intro e s'anima, stessa armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, pros amore dessa terra in companzia.